Corriere del Veneto, mercoledì 12 febbraio 2025. Le grandi riforme. La carta che segna la strada. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni e disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Il soggetto che prende questi impegni non è un'istituzione qualsiasi, ma la nostra Repubblica. Sono passati 3 anni dalla legge costituzionale numero 1 dell'11 febbraio 2022 che ha aggiornato l'articolo 9 della Costituzione italiana con l'inserimento del nuovo comma riportato in apertura. È un cambio di prospettiva incisivo e inclusivo. L'articolo rientra tra i principi fondamentali che ispirano la Carta. Per intenderci, è allo stesso livello di quelli che dicono che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, che riconosce a tutti i cittadini pari dignità sociale. È come dire che la modifica dell'articolo 9 consolida i principi che reggono la nostra convivenza, elevando la sostenibilità a principio generale che orienta le scelte verso il bene comune. Le modifiche ruotano attorno al concetto di vita, la nostra e quella degli animali. Indicano le condizioni che la rendono possibile, la biodiversità e gli ecosistemi, e reclamano un atto di generosità collettiva verso chi verrà dopo di noi. Il monito ad agire anche nell'interesse delle future generazioni reclama comportamenti collettivi responsabili. Non ci meritiamo più la miopia politica che ha generato scelte esemplari di egoismo di breve periodo con i costi lasciati in eredità a figli, figlie e nipoti. Possiamo pretendere di più da una carta? Per me no. La ricorrenza del triennio delle modifiche costituzionali verrà celebrata a Roma il prossimo 21 febbraio con un convegno promosso dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASVIS, e ci ricorda che le politiche per la sostenibilità oggi sono come le grandi opere infrastrutturali degli anni 50 e 60 del Novecento, strumenti per l'ammodernamento e lo sviluppo, questa volta civile e ambientale, del nostro Paese. La legge costituzionale già citata ha modificato anche l'articolo 41. È quello che si apre dicendo che l'iniziativa economica privata è libera, specifica che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e poi elenca i confini dentro i quali fare impresa è compatibile con l'ordinamento costituzionale. Non arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Con la riforma del 2022 si introducono due nuovi parametri, la salute e l'ambiente, che nella costruzione del nuovo articolo 41 vengono inseriti prima di quelli già previsti, ad ulteriore conferma della loro rilevanza. Questa modifica riguarda in prevalenza modelli di business e gestione, da riprogettare incorporando obiettivi e azioni con impatti positivi sulla sostenibilità ambientale e sociale. C'è un'immagine che ben sintetizza la postura che le comunità imprenditoriale e manageriale sono chiamate ad assumere. La prendo a prestito dall'Associazione Italiana delle Aziende Familiari, AIDAF, in cui c'è anche un folto gruppo di realtà venete. Essere buoni antenati. È un auspicio in linea con il monito costituzionale di tenere a mente le future generazioni. È il nostro assetto istituzionale a guidare la transizione verso la nuova postura. A settembre 2024 l'Italia ha recepito la Corporate Sustainability Reporting Directive che integra la rendicontazione di sostenibilità nella relazione sulla gestione aziendale. In modo progressivo sarà un obbligo solo per le imprese grandi e medie e ci penseranno poi loro a risucchiare nel flusso della sostenibilità quella inserita nelle loro filiere, a prescindere dalla dimensione. Dal 2016 l'Italia è anche il primo paese sovrano al mondo a prevedere le società benefit, imprese che nei loro statuti indicano le finalità di beneficio comune ad impatto su ambiente e comunità, finalità di beneficio comune che si impegnano a realizzare. Queste società benefit erano 177 nel 2017, 805 nel 2020 e a fine 2024 sono diventate 4.593. C'è un nutrito e variegato gruppo di ricerca, che include anche un'università veneta, che le sta studiando in modo dettagliato e il prossimo 20 febbraio, in quel di Roma, dirà al Paese perché questa è un'avanguardia che contribuisce, come la Costituzione, a segnare la strada.